Bentrovati in questa puntata dedicata alle strutture ricettive qui nel comune di Rua di San Pietro di Feletto. Come vedete alle mie spalle oggi ci troviamo alla Locanda al Sole, io sto per entrare, venite con me che scopriamo i piatti di oggi. Ed eccomi, io sono arrivato all'interno della Locanda al Sole. Sono qui di fianco, come vedete, a una tavola semi-imbandita, non del tutto ancora, ma abbiamo già dei contorni, cioè della polenta, ci sono delle patate, ma la cosa più importante è che sta per arrivare il piatto principale. Ecco, io vorrei invitare a questo punto Mario. Eccolo qui che arriva con un piatto enorme, gigantesco. Intanto ti saluto Mario, buongiorno. Buongiorno. Grazie di averci ospitato qui a casa tua, tu sei uno dei titolari di questa attività. Sì. Allora, che cosa ci hai portato qui sul tavolo oggi? Allora, vi ho portato una grigliata mista, cotta alla brace. È un piatto che noi utilizzeremo per dare un po' una svolta alla locanda, perché stiamo attraversando un periodo di crisi, come tutti, e quindi nel bel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità. Ecco, quindi possiamo dire che quindi questo è un piatto nuovo. Sì. Mai presentato prima qui alla Locanda al Sole, e c'è una novità buona da proporre qui agli amici di Veneto Globe in occasione, in questo caso sempre della mostra dei vini di Collina 2020, e vediamo un po' appunto che cosa c'è all'interno di questo piatto. Andiamo insieme a te ad analizzarlo. Beh, all'interno troviamo della salsiccia casereccia, della costicina di maiale, degli spiedini misti con verdure, carne di pollo, carne di maiale e chiaramente delle fettine di lardo che danno morbidezza allo spiedino, delle coscette di pollo, degli involtini particolari che abbiamo preparato noi. E poi c'è anche una meraviglia, qui vedo un osso sbucare. Sì, c'è la bracciola di maiale, noi utilizziamo il taglio della coppa perché è un taglio che noi preferiamo in quanto più morbido, più saporito. E niente, poi ci sono i contorni, polenta bianca e polenta gialla, patate al forno. Che è un po' la tipicità anche veneta, diciamo, sì. Quindi manteniamo noi proprio anche... vogliamo rispettare quelli che sono i gusti e le tradizioni nostre, insomma. Assolutamente, quindi polenta gialla, polenta bianca e le patate, anche questo insomma è una cosa che non può mancare insieme a un piatto di carne come questo. Che non può mancare, che comunque facciamo anche un pochettino fatica ultimamente a trovarli nei nostri ristoranti, ecco perché noi abbiamo pensato anche a fare un qualcosa di... che possa dare una svolta, insomma. Devo confessare che i profumi qui sono davvero meravigliosi, io ho l'acquolina in bocca, ho voglia di assaggiare, ma sappiamo per certo che un bel piatto e un buon piatto di carne così da solo non basta. Abbiamo parlato dei contorni, ma un bel abbinamento di vino è più che doveroso. Quindi io vorrei invitare Karen a questo punto, la nostra sommelier, che saluto e ringrazio di essere nuovamente qui con noi. Ciao Riccardo. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno. Beh, ho sentito acquolina. Sì. Allora, sai cosa serve per l'acquolina? Un po' di tannino, quindi cambiamo colore oggi e serviamo un buon vino rosso. Giustamente l'abbinamento è quello doveroso, carne e vino rosso. Non vogliamo sicuramente snobbare i vini bianchi di cui abbiamo già parlato e parleremo ancora. È un vino rosso in questo caso sempre delle colline di Conegliano. Assolutamente sì, oggi berremo con questa ottima carne grigliata un Colli di Conegliano rosso di OCG. Bene, quindi questo calice, come puoi vedere, come potete vedere, è di un bel colore rosso rubino, granato intenso, quindi non si scherza comunque con le nostre colline, anche se storicamente sono per lo più abitate da uve a bacca bianca, sicuramente anche qui possiamo trovare un prodotto di grande qualità. Sancito da un decreto che l'ha definito di OCG nel 2011, si parla di vitigni non solo autoctoni ma anche internazionali, è veramente un grande parterre. Infatti nel Colli di Conegliano rosso di OCG abbiamo all'interno un bell'uvaggio, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Marzemino, di cui abbiamo già parlato, e Merlot. E addirittura, pensate, queste 4 uve devono essere sempre presenti all'interno di questo vino, perché almeno per il 10% ci devono essere, quindi è proprio un vino orchestrale, un vino che deve mettere insieme le caratteristiche di queste uve. Proviamo ad assaggiare questo vino. Ben volentieri, sicuramente sia io che Mario vogliamo intanto capire tutte le cose che ci stai raccontando. Allora, questi uvaggi chiaramente ci regalano tantissime sfumature,
partiamo sia da una componente strutturale dove sentiamo ancora un po' l'erbaceo, quegli elementi che ci vengono regalati ancora dai Cabernet, ma c'è un elemento importante di morbidezza, anche di frutta e di vinosità che ci viene regalato sia dal Merlot che dal Marzemino. Merlot che non deve essere eccessivo, non deve superare il 40%, quindi proprio la tendenza di questi uvaggi e di questo prodotto deve essere struttura ma anche freschezza e contenere quello che è l'elemento fruttato, che però è importantissimo da abbinare a questa carne grigliata, perché la griglia, si sa, dà un elemento amaricante, quindi abbiamo bisogno proprio di alcune note un po' di morbidezza, di frutto ancora croccante, che riusciamo sicuramente a sentire all'interno di questo bicchiere. Sentite che questo vino, nonostante abbia una bella tannicità, una bella freschezza, però veramente ha degli elementi anche di morbidezza e di grande, potremmo dire, bevibilità. Cioè abbiamo bisogno di un vino che con un calice possiamo effettivamente berne e brindare in allegria con un piatto che è proprio esprime grande amicizia e convivialità, e ne abbiamo veramente bisogno in questo periodo. E visto che di convivialità parliamo e abbiamo già abbinato, Karen, il vino alla carne, quindi abbiamo capito l'abbinamento perfetto, direi di giocare con un altro abbinamento a questo punto, e quindi sempre di vino parliamo, ma lo abbiniamo in questo caso alla musica. Certo, oggi sicuramente l'abbinamento che abbiamo in serbo per voi è molto interessante e cercherà di esprimere quello che è l'insieme delle anime presenti all'interno di questo uvaggio, quindi 4 uve di cui vi ho parlato in precedenza, che sono come 4 cavalieri che i produttori di queste colline devono mettere insieme e cercare di affinare, cercare di domare con i loro animi fieri, e noi siamo sicuramente fieri di questo vino di collina. E rientriamo qui alla Locanda al Sole dopo questo contributo musicale, dopo questo abbinamento sonoro. E quindi Karen, so che tu volevi spendere ancora 2 parole su questo vino.
Sì, una bella colonna sonora per raccontare di questo vino. Intanto noi ce lo siamo bevuto, ce lo siamo odorato con i suoi profumi di frutta, di marasca e anche qualche sentore balsamico, e questa colonna sonora ci racconta anche che questo vino è veramente composto di diversi personaggi. Mi sono dimenticata di raccontarvi che ci possono essere anche delle guest star da inserire all'interno dell'uvaggio fatto dai 4 vitigni di cui vi ho parlato prima, che sono il Refosco, e c'è anche un vino abbastanza sconosciuto, anzi scusate, un'uva abbastanza sconosciuta, che è l'Incrocio Manzoni 2.15, nato un po' per errore dall'incrocio tra Glera e il Cabernet Sauvignon, che può dare il suo solito contributo a questo bell'uvaggio fatto proprio di personaggi che hanno sia caratteri forti ma anche di grande morbidezza e di grande bevibilità. Ecco, allora io Karen voglio ringraziarti per averci dato di nuovo un contributo e un abbinamento speciale tra vino e cibo. Ringrazio chiaramente Mario e tutto lo staff della Locanda al Sole. Noi lo ricordiamo, ci troviamo nel comune di Rua di San Pietro di Feletto, quindi venite assolutamente a trovare questi ragazzi che sono giovani, intraprendenti e hanno dei piatti nuovi da presentarvi. Allora a questo punto direi che prima di accomodarci a tavola, assaggiare questi piatti e l'abbinamento speciale con il vino, possiamo alzare i calici al cielo e procedere con il nostro brindisi di rito, che è Diamo valore al nostro territorio! Evviva! Iris e Sergio, con il loro agriturismo da Baldissar, realizzano il sogno di offrirvi ospitalità, accoglienza, una confortevole vacanza e un soggiorno di pace e relax. Il loro agriturismo nasce dall'esperienza e dalla cura del loro lavoro agricolo e da anni di attività nel mondo della ristorazione. L'agriturismo da Baldissar è inserito all'interno di un territorio ricco di storia e di bellezza naturalistica. L'agriturismo da Baldissar è una struttura nuova che, riprendendo forme della tradizione, sviluppa un modello moderno di accoglienza e soggiorno. L'ospitalità può essere offerta sia in appartamento, composto da camera doppia matrimoniale, ognuna provvista di proprio bagno, oppure in camera doppia, sempre con bagno riservato e ingresso autonomo. La struttura dispone di una piscina direttamente accessibile dalle camere, spazi per la convivialità e per la prima colazione, parcheggio privato e servizi per la custodia delle biciclette o di attrezzature di vario genere. Gli appartamenti e le camere offrono il massimo del comfort, della riservatezza e della pulizia. Sono attivi i servizi TV, wifi e bar. L'agriturismo da Baldissar è a San Pietro di Feletto in via Mire 14. Per informazioni agriturismobaldissar.com. E insieme a Iris, la titolare dell'agriturismo Baldissar, ma anche insieme a Danilo e Giulio dell'associazione Pro San Michele, siamo pronti per il nostro brindisi finale, quindi in alto i calici e andiamo con la frase di rito che è Diamo valore al nostro territorio! Evviva! Troviamo oggi alla cantina Borgo Antico e come vedete alle mie spalle siamo immersi nelle colline di Conegliano. Qui insieme a me c'è Leonardo, il titolare di questa azienda, che ringrazio per averci ospitato. Grazie a voi per essere venuti fin a trovarmi in questo scorcio È davvero di Conegliano. Senti Leonardo, parliamo invece della storia di questa cantina. Quando nasce e come si evolve? La cantina è nata, tra virgolette, per una passione di mio papà nel 1971, che passando su queste colline, che erano allora abbandonate, ha detto questo è un posto bello dove merita, soprattutto secondo me dove viene fuori del buon vino, perché i vicini e la gente qua attorno dicevano lì si vendeva il vino sotto il brand, si diceva, cioè il vino veniva venduto già appena fatto, voleva dire che c'erano delle peculiarità all'interno del territorio, soprattutto della collina. E quindi mio papà quella volta ha deciso di prenderla così quasi per uno scherzo, per un vezzo più che altro, e dopo ha trasmesso a me la passione di fare questo lavoro, quindi di fare la scuola enologica qui a Conegliano, di diventare enologo e di portare avanti questa cosa nata per scherzo è diventata una passione. Ecco, l'azienda, essendo nata sul territorio tra Conegliano e Valdobbiadene, dove ovviamente impera il prosecco,
di OCG, Conegliano Valdobbiadene, c'erano anche alcune viti vecchie di Verdiso e anche del Marzemino. E allora abbiamo tenuto comunque, col dovuto rispetto, anche queste due chicche che sono dei vitigni autoctoni nostri, che danno delle caratteristiche e delle peculiarità sue. E ovviamente abbiamo puntato molto sul Conegliano Valdobbiadene, soprattutto secondo me nella versione Brut, che si indica meglio al territorio che sta nelle zone, diciamo, nelle colline più a valle di Valdobbiadene. Se volete vedere un attimino i nostri prodotti, le nostre peculiarità, potete visitarci sul sito www.borgoanticovini.com. E siamo pronti allora per il momento del brindisi qui alla cantina Borgo Antico. Ci hanno raggiunti anche Iva, la signora di Leonardo, che è il padrone di casa, e anche Lucina, vicepresidente della Proloco del comune di San Pietro di Feletto. E allora direi a questo punto in alto i calici e procediamo con la nostra frase di rito, che è: diamo valore al nostro territorio. Evviva!